Il Partito Democratico guarda alle regionali del prossimo anno partendo dai risultati delle ultime amministrative, ma soprattutto da un dato di fatto. L'attuale presidente del Veneto è decisamente un avversario di tutto rispetto. Ha un consenso proprio, riconosciuto dalla gente, ma è un consenso personale. E questa è la sua forza, ma può essere anche la sua debolezza. Una scelta importante è quella del candidato che sfiderà l'attuale governatore. Per questo nel Partito Democratico c'è chi parla di primarie e chi dà già i nomi, e tra questi spicca quello del sindaco di Treviso, Giovanni Manildo. Io stimo molto Manildo, come stimo Demenec, come stimo l'Alessandra Moretti, perché abbiamo una classe dirigente nuova e fresca in grado di candidarsi. Credo che sia giusto che il profilo del candidato risponda assolutamente a questa esigenza, ecco, quella di avere una presenza, una sintonia con le problematiche del territorio. E io sono anche perché il gruppo dirigente si assuma le proprie responsabilità nel non fare le primarie, ma nel proporre direttamente un candidato presidente. Anche perché dal risultato del Veneto potrebbe dipendere molto della politica nazionale. Sì, perché per un gioco di date sarà l'unica grande regione, l'unica regione del nord in cui si vota, perché altri hanno già votato e l'Emilia Romagna andrà a votare questo autunno. Dove Zaia e la Lega hanno molti consensi. Per questo, secondo gli analisti, il PD ha solo due aree dove investire il consenso. Il primo grande bacino elettorale è quello di 5 Stelle, però ha dimostrato di essere piuttosto solido anche nelle elezioni europee. Rimane quel che resta del centrodestra, cioè, che spiega anche la vittoria di Renzi, l'esito delle europee. Del resto, sottolinea Feltrin, il consenso al PD è consenso anche a Forza Italia. Al momento l'accordo Renzi-Berlusconi regge e che in realtà formalmente Berlusconi è all'opposizione, ma sostanzialmente è al governo.